Ecco il tiro. Ed è gol de punta. E il giocatore viene portato in trionfo. E alle 12 trascorse da 4 minuti noi torniamo a grande richiesta nel mulino di Banderas. Ecco, ho fatto in tempo a fare anche una pissadina. Ecco. Hola. Come sta, amico? Molto bene, grazie, muy bien. E Tigo? Abbastanza bene, dai. Sì. Si tira, come si dice, a Madrid si tira avanti. Si dice, non la vuol andare male. Bene, dai. Era da un po' che non la sentivamo, l'abbiamo lasciata. L'era un pezzetto. Sì, l'abbiamo lasciata con le sue creazioni nel mulino. Il mulino com'è? Procede tutto bene? Rosita sta bene? Molto bene, tutto quanto a posto. Ho inventato delle nuove cose, ho inventato delle nuove specialità. Ma sappiamo che lei adesso sta sfornando tantissime novità. Vuole in qualche modo raccontarci un po' le sue ultime creazioni? Per esempio, perché ho siamo molto curiosi. Il pan con la cioccolata. Sì, vabbè, grazie, ho capito, ma scusi, che invenzione è il pane con la cioccolata? Scusa un momento che mi suona il cellulare. Sì, sentiamo. Questa è la suoneria del cellulare, Sì, un attimo in radio, te echamos dopo, Gracias, muchas gracias. Scusami. Chi era? Una muchacha, una mujer. No, quello sapevamo. Una che piace la viemata per il biscottone. Mi piace in sposo. Sei in sposo. Lei sappiamo che ha molti problemi con i mariti di Madrid, lì della zona vicina. Esatto. Che do sempre una scatola di cornetti che dico porta che a tuo marito e saluta. Allora, proprio quello, no? Ho inventato il pan con la cioccolata. Ma scusi, ma il pane con la cioccolata esiste da sempre? Che invenzione è? Scusi, da uno come lei, il pane con la cioccolata. Ho capito, però la intuizione le averga il coraggio di farti cagare. Por esempio adesso te da un'anteprima che in Spagna è già fuori, però in Italia o altri si dicono come l'acqua del musso, sempre dopo. Può essere. Per esempio, il burro in spagnolo è musso, il burro, è il burrito. Infatti, ho inventato pan, burro e zucchero. Pan, burro e zucchero. C'è anche ciao a tutti, sono Frida, l'amorosa di Alberto Di Vago. Volevo chiedere a Banderas la ricetta del biscottone perché mio amoroso non me la sa dire. Ciao a tutti, siete fortissimi. Allora ti do un consiglio, tutti sanno la ricetta del biscottone e ti do un consiglio, Frida, chi cerca trova. Ecco. Però ti do un'altra anteprima, veramente un'anteprima che te resterei veramente ecco. In parte ci sono già rimasto. È pronta per essere. È un attimo, perché ricordiamo che la sua grande novità, una novità proprio assoluta, è il pane col cioccolato. Sono dal pittore, dammi una ciabatina e ho tolto la stecca di cioccolata e l'ho tagliato, ho messo dentro la stecca di cioccolata. Eccolo qua. Ma è da millenni che c'è il pane e cioccolato, non è una novità. E questa novità te resterei de stucco. Sì, ecco, de stucco già mi piace di più, sì? E sta per essere lanciato sul mercato. Dai, una novità seria? Pan secco. Ma il pan secco? Sì, ma te lasci il pan lì tutti i giorni. Sì. Quando che viene bello duretto, lo inconfessioniamo e ve lo rimettiamo. È il pan secco. Perché qualcuno le chiede se ha imparato anche a fare le brioche. Allora, dopo il pane col cioccolato e il pan secco, ma che novità sono? Ho inventato anche il pane antidolorifero. Il pane antidolorifero? Il pane antidolorifero per tutte le donne del mondo. Sì. È il Buscopan. Questa potrebbe essere un'idea redditizia, però, perché mi dicono che. Esattamente. Ok, esattamente. Ma quindi altre novità: pane e cioccolato, pan secco. Pane, cioccolato, pan secco, pan e marmellata. Ma scusi, ma non sono pan novità. E pan. Sì. Pan e pan. È un binomio fantastico, pan e pan. Pan e pan. Pan e pan, molto buono, veramente. È una. Adesso devo salutare perché veramente se no mi si brucia tutti i biscotti. Bene, allora noi un saluto a tutti. Grazie. Hasta luego.